tutti, la mia famiglia fa pasta da sempre, io ho fatto scuola alberghiera e forse perché lo facevo da quando ero giovane, lo fa a casa quindi sente forte, e a scuola non sempre la scuola alberghiera, ho sempre fatto tutto. E quindi sono uscito dalla scuola alberghiera ancora più forte e saputo di pasta. Ho lavorato anche un po' in giro per il mondo e poi nel 98 sono ritornato a casa, mi sono fatto il mio primo negozietto di gastronomia, di pasta fresca e quindi ne producevamo 25-30 kg al giorno, adesso ne facciamo una quindicina di quintali, tutta rigorosamente artigianale, con uova fresche, con la farina chilometri zero, un po' una parte di farina me la produco io in Cadore a 1100 di altezza. Lavoriamo tanto avena, anche orzo, lavoriamo il farro e sì, abbiamo un'azienda a livello familiare che però lavora nonostante con un sacco di difficoltà perché fare la pasta in montagna dove hai spazi climatici altissimi e poi sappiamo benissimo che la pasta ha bisogno di caldo. La spirulina arriva l'anno scorso, il mese di luglio, con un carissimo amico che è il trade union tra me, il biologo e l'ingegnere che sono in arrivo. Loro hanno già partiti con un'idea di questa spirulina che è nata, il biologo l'ha riscoperta perché il padre lavorava, poi vi racconterò lui la storia, collaborava con la NASA negli anni 80 e c'era il problema di portare le proteine ovviamente sullo spazio, per sulle mucche, perché uno non avevano scadenza e due era difficile insomma reperirle. La riscoperta della spirulina, che si dice alimento preistorico e usato, è tutto l'alimento della guerra per gli Aztechi Maya, soprattutto famoso ed è anche molto pregiata la spirulina, quella sudafricana, hawaiana, come qualità. È molto più famosa la spirulina prodotta, non famosa per la qualità ma per il prezzo molto basso, che è quella indiana e quella cinese. Piccola parentesi, così difendo subito la mia posizione, sappiamo benissimo che l'alga vive di acqua e di tutto quello che c'è nell'acqua. Prodotta in India, prodotta in Cina, insomma la qualità è molto bassa, tanto che adesso i NAS hanno iniziato in Toscana e in Lazio a ritirare quella loro perché si contiene metanolo all'interno, perché purtroppo sono pesanti in Cina e non esistono, quindi hanno acqua inquinata e spirulina. Noi acqua buona, l'ingegnere che è con noi e il biologo si sono messi insieme 4 anni fa, hanno anche loro dato via quintali di merce e sappiamo che la spirulina costa tanti soldi, sono riusciti a ricreare un bioreattore, un fotobioreattore altamente alcalino, ovviamente hanno fatto un acquario dove la spirulina riesce a vivere ed è l'unico bioreattore cioè tutti gli altri la producono in vasca, noi la produciamo in acquario, quindi un tubo dove la spirulina si riproduce. Arriva a me e mi dice, come gli ha detto quando ti parla di tanta proteina in pasta uguale uovo. Io ho detto, riesco a fare una pasta all'uovo ma senza uovo, perché ovviamente io ho eliminato metà, è ancora in fase di produzione e quella che mangiate stasera c'ha solo l'albume, non c'ha più il rosso, non ha il glutine, quindi tutta la parte proteica della pasta, cioè a parte il glutine che riesce a produrre un po' la farina, che anche quella senza glutine purtroppo per riuscire a legare non può fare lo stesso, e quindi ha bisogno di elasticità. Io ho messo insieme, ho tolto prima all'inizio completamente l'uovo e ho usato il 5% di spirulina, ma avevo una pasta buona, profumatissima di spirulina, perché era una roba, noi lavoriamo al 2%, 2-3% quella verde più omega 3 è al 3%, il resto è il 2% di spirulina che è comunque sul netto mangiato al giorno, è quello che l'Organizzazione della Sanità prescrive come percentuale giusta. Insomma, tolto quello, tolto l'uovo, trafilata al bronzo, perfetta, c'è una pasta che sembra all'uovo, che sembra
ruvida, ti tiene bene la cottura e tutto, però dopo un po' si distrugge, ovviamente una pastiglia, e ha bisogno di un legante, il legante è messo al lume e al momento sto ancora in fase di, perché sono processi lunghi come ce l'ho sviluppato prima per riuscire ad avere il prodotto al 100%. Il problema che ho avuto più forte ovviamente è quello di doverla asciugare pur mantenendo tutti i principi. Ho brevettato un sistema, io invece di essiccarla la stabilizzo a freddo a 4 gradi e ho sperimentato prima col vino, ho detto se facciamo una pasta all'uovo profumata al vino e se dopo una volta che è essiccata sa ancora da vino, non con polvere, quindi con crema o insomma con liquido. Abbiamo fatto esperimenti con del vino, il Cabernet Sauvignon, la pasta sapeva Cabernet Sauvignon e la pasta al Prosecco sapeva da Prosecco, non sapeva da vino e basta. E questa cosa qui mi è insieme all'esperienza, adesso abbiamo la pasta alla spirulina che sa la spirulina, è incredibile ma è così.